Agrigento, al Cinema Astor, il liceo classico Empedocle, nell'ambito del progetto Incontro con l'autore, ha incontrato Valerio Massimo Manfredi e il suo ultimo Il mio nome è nessuno, il giuramento. Questo incontro oggi mette insieme due aspetti importanti, non solo un diverso modo di accostarsi ai classici attraverso un esperimento letterario che è quello che Valerio Massimo Manfredi conduce in questo suo libro Il mio nome è nessuno, il giuramento, che fa parte peraltro di una trilogia interamente dedicata ad Odisseo, ad Ulisse appunto, dall'infanzia al suo diventare un eroe che poi partecipa e si distingue per la sua intelligenza, per la sua astuzia appunto durante la guerra di Troia, dopo la quale poi intraprende quel viaggio meraviglioso attraverso i tanti pericoli appunto e le tante alterne vicende che l'Odissea ci racconta. E lì lui lo fa con un'operazione creativa che è quella di vestire un po' i panni del protagonista, trasferendo nel libro tante emozioni, le emozioni di chi ha immaginato con la sua creatività e con la sua fantasia quali potessero essere i sentimenti, le sensazioni, le perplessità, le paure, le riflessioni che nell'animo di questo grande eroe ci potessero in qualche modo inquietarne l'esperienza esistenziale. Per altro verso l'esperienza in sé della lettura, oggi con quest'autore, in altre occasioni con altri autori di grande rilievo, riteniamo sia sempre un momento di fondamentale importanza per i nostri alunni, perché attraverso l'incontro con un autore la motivazione che li spinge alla lettura sicuramente è anche un po' diversa, un po' più forte. Penso che sia semplicemente un incontro in cui loro faranno delle domande, io farò una introduzione e quindi può nascere un dibattito in cui gli eventi, i personaggi, l'impostazione, in particolare il fatto che è la prima volta che viene ricostruita in toto la vicenda del re di Itaca, dalla nascita fino all'ultimo enigmatico, misterioso viaggio, quindi è un'occasione molto particolare, non è mai stato fatto prima. La fortuna di questo personaggio è dovuta al personaggio stesso, che odia la guerra ma è lui che la vince, che è pronto a usare qualunque mezzo per vincere e quindi anche mezzi tecnologici. Il cavallo è una macchina, quindi poi la tenerezza del suo carattere, l'amore per il figlio che non ha mai visto, per la sposa che ha lasciato poco più che adolescente, però le sue avventure torride con queste femmine dominatrici e solitarie come Circe, come Calipso, poi l'eroe sterminatore quando arriva a far giustizia, il re è tornato, però al tempo stesso sotto Troia lui ha un attacco di panico e fugge. Cioè è uno di noi, questo è il punto, e capisce soprattutto il valore della vita.